Ben ritrovati dalla redazione. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste ha concluso un filone investigativo nei confronti di una realtà commerciale ubicata nel capoluogo regionale. Si tratta di un'azienda di trasporti internazionali di merci su gomma dichiarata fallita nello scorso anno. Le indagini hanno appurato che gli amministratori dell'azienda hanno posto in essere alcune condotte illecite che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento ora in liquidazione giudiziale. Nella circostanza i finanzieri hanno rilevato come gli amministratori della società avessero falsificato i bilanci d'esercizio al fine di mascherare lo stato di dissesto della società e compiere ulteriori episodi di distrazione a danno della garanzia patrimoniale per i creditori. Nel primo semestre del 2024, in base ai dati forniti dall'INPS, il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli, è diminuito dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In particolare si rileva una flessione del numero di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, presumibilmente connesso al rallentamento di alcune attività manifatturiere. L'altra tipologia che presenta una significativa contrazione è quella dell'apprendistato, contratto che riguarda i lavoratori più giovani. Lo rende noto il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo, che ha rielaborato dati INPS. La Giunta Comunale di Muggia ha approvato con delibera nell'ultima seduta il progetto esecutivo del piano di illuminazione pubblica. Si tratta di un intervento molto importante dal punto di vista dell'impegno complessivo e delle migliorie che saranno introdotte su tutto il territorio, come le 2700 lampade sostitutive con soluzioni a LED di ultima generazione. Tra le novità spicca anche l'installazione per la prima volta a Muggia di colonnine per la ricarica elettrica delle auto, mentre è volontà precisa del sindaco Polidori l'installazione di un sistema di illuminazione sotto la superficie dell'acqua del bacino del Mandracchio, progetto che però dovrà trovare il benestare della sovrintendenza. È stato inaugurato ieri pomeriggio in Piazza dell'Unità d'Italia dal patrono della regata più partecipata al mondo, Mitja Jaluz, il villaggio Barcolana. Una giornata bellissima, ha commentato Jaluz, cominciata con la seconda edizione di Barcolana Soup Experience a Grado, proseguita a Sistiana e ora in Piazza dell'Unità, dove è atterrata Solaris 50, eccellenza della cantieristica regionale, e dove ci sono gli stand della Regione Friuli Venezia Giulia, di Generali, Università di Trieste, le istituzioni e le forze dell'ordine. Un'edizione che comincia sotto i migliori auspici. Un'occhiata alle previsioni meteorologiche: oggi cielo in genere sereno poco nuvoloso, possibile maggiore nuvolosità pomeridiana verso le prealpi per velature e nubi basse, zero termico in decisa risalita in giornata, temperature massime in aumento sulla costa Borino e poi Brezza, temperature minime in pianura fra 4 e 7, le massime fra 17 e 20 gradi, sulla costa minime fra 10 e 13, le massime fra 17 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.